Salve a tutti, vediamo come sommare o sottrarre delle frazioni algebriche dove dobbiamo prima fattorizzare. Di solito basterà fattorizzare solo i denominatori perché tanto i numeratori andranno moltiplicati con qualcosa, tranne nel caso in cui si può semplificare la frazione algebrica già in partenza, ma di solito dovreste trovarla già semplificata. Comunque adesso e qui ci sarà anche un caso particolare a cui stare attenti in questo esempio. Allora, fattorizziamo i denominatori. Questo x al quadrato meno 2x meno 15, come si fattorizza? È quel caso dove bisogna trovare due numeri a e b, tali che a per b è meno 15 e a più b è meno 2. Allora, meno 15 è ad esempio meno 3 per 5 o meno 5 per 3. Adesso, oppure meno 1 per 15 oppure 15 per meno 1. Proviamo qui a fare la somma. Meno 3 più 5 fa più 2 e non va bene. Meno 5 più 3 fa meno 2. Allora questa è la coppia cercata. Quindi possiamo fattorizzare questo polinomio di secondo grado come x meno 5 per x più 3. Infatti adesso scriviamo x meno 5 per x più 3. Il numeratore lo trascriviamo: 3x al quadrato più 10x più 3 più, allora questo non si può fattorizzare perché è di primo grado. 5 meno x lo ricopiamo e ricopiamo anche il numeratore, 2x meno 1. Allora, adesso a cosa dobbiamo stare attenti? Che qui dobbiamo trovare il denominatore comune, però qui abbiamo x meno 5, x più 3 e 5 meno x. Uno direbbe che sono tutti diversi e mettiamoli tutti al denominatore comune, ma no, è proprio questo a cui dobbiamo stare attenti. X meno 5 e 5 meno x sono l'uno l'opposto dell'altro. Quindi x meno 5 è meno 5 meno x, oppure il contrario, 5 meno x è uguale a meno x meno 5. Se non siete sicuri, pensate che il meno cambia tutti i segni, è meno 5 più x, è come questo. E qui meno x più 5 è come questo. Allora, se voi invertite la differenza abbiamo un opposto e quindi questo noi possiamo trasformare o uno o l'altro. Diciamo che trasformiamo questo 5 meno x, lo trasformeremo in x meno 5, però ci andrà ancora un meno. Quindi ricopiamo tutta la prima frazione: 3x al quadrato più 10x più 3 fratto x meno 5 per x più 3. Allora, adesso x meno 5 diventa 5 meno x diventa x meno 5 e noi dobbiamo mettere ancora un meno in tutta questa frazione. Diciamo che possiamo metterlo davanti, quindi questo più diventa un meno. Se qua fosse stato scritto meno magari avremmo messo un più, e qua mettiamo 2x meno 1, lo ricopiamo. Bene, adesso è abbastanza chiaro qual è il denominatore comune, è x meno 5 per x più 3. Allora, questo denominatore è identico al denominatore comune, quindi sarà identico anche il numeratore, non cambierà. 3x al quadrato più 10x più 3, lo ricopiamo. Adesso c'è questo meno, dobbiamo metterlo. E adesso pensiamo, x meno 5 con cosa dobbiamo moltiplicarlo per ottenere il denominatore comune?
dobbiamo moltiplicarlo con x più 3. Mettiamo x più 3 che moltiplica il numeratore che c'era già 2x meno 1. Va bene. Allora ricopiamo il denominatore. Qui ricopiamo questi primi termini, 3x al quadrato più 10x più 3. Allora adesso dobbiamo fare questa moltiplicazione, però c'è un meno davanti, allora ci teniamo ancora la parentesi per adesso. X per 2x fa 2x al quadrato, x per meno 1 fa meno x, 3 per 2x fa 6x, 3 per meno 1 fa meno 3. E allora adesso dobbiamo togliere questa parentesi. Allora, ricopiamo il denominatore. Quindi ricopiamo anche i primi termini, 3x al quadrato più 10x più 3. E adesso il meno cambia tutti i segni. Meno 2x al quadrato più x meno 6x più 3. Ricopiamo il denominatore, x meno 5 per x più 3, e adesso sommiamo 3x al quadrato meno 2x al quadrato, 3 meno 2 fa 1, 1x al quadrato scriviamo, poi tutti gli x, 10 più 1 meno 6, e fa più 5x, e poi abbiamo più 3 fa più 6. Ecco, arrivati a questo punto, se si può, si fattorizza il numeratore. E in questo caso si può, perché dobbiamo trovare sempre due numeri A e B, tali che A per B è 6 e A più B è 5. In questo caso è facile, sono 2 e 3, 2 per 3 fa 6, 2 più 3 fa 5. Quindi il numeratore si fattorizza come x più 2 per x più 3. Ricopiamo il denominatore, x meno 5 per x più 3, e adesso x più 3 si semplifica e troviamo alla fine x più 2 fratto x meno 5. Per favore mettete un mi piace e iscrivetevi, grazie.